Sì. Hai 32 anni e sei di Trapani. E sono di Trapani. Allora Luigi, tu sei in cerca dell'anima gemella, giusto? Sì. Come mai ti sei rivolto a me? Come mai hai pensato di rivolgerti a Strano Amore Siciliano? Allora, in quanto il discorso era semplice, perché alla tua rubrica si rivolgono le persone solo motivate, Certo. non perdi tempo, quindi non le solite storie tipo che durano un mese, Esatto. 2 giorni. Cioè praticamente le tue intenzioni sono esclusivamente serie. Sì. Sei veramente in cerca dell'anima gemella? Sì, perché solamente ti sei perché- stancato di rimanere da solo. Quanto tempo è che sei da solo, Allora, Luigi? intanto adesso è 1 anno, però comunque sia sono separato, Sì. ho avuto pure dei bambini, Certo. perché Che stanno alla con la tua fine- ex, naturalmente. Sì, no, uno sta con me, Sì. perché poi alla fine la mia felicitazione è Certo. questa, quello che il mio cammino non lo rimpiango, Certo. io rimpiango solo forse un attimino delle compagne che ho Certo. avuto, che sono state solamente una delusione per me. Certo. Se è una colpa che mi si può dare, quella mia è del lavoro. Comunque io ti dico Perché una cosa io per comunque esperienza, noi non abbiamo colpa, nessuno di noi. No, io parlo di me. Sia in una coppia quando non vanno d'accordo, la colpa è di È entrambi. ambedue. 50 Però e io 50. comunque sia mi do sempre la mia del 50%, perché il mio lavoro è mettere d'hotel. Sono costretto per forza andare a fare le stagioni estive, invernali fuori dalla mia città. Esatto. Quindi automaticamente io a casa non è che ci sto tanto. Certo. È quel tanto che però ci sto, do me stesso. Esatto. Quindi cerco la persona Che ti capisca e ti accetti, che mi soprattutto. capisca e accetti il Quello che mio sei. essere, Esatto. anche perché a casa mia la mia donna è la mia principessa, Certo. perché poi alla fine Cioè, ma a quanto pare questo tuo mestiere ti ha portato questi problemi. sì, sempre la di non andare lontananza d'accordo magari con la tua e donna, tutto. di avere problemi, Sì. E infatti ora mi sono per stancato. tanti motivi, un po' per gelosia, un po' per... Ho chiesto alla tua edizione proprio di darmi una donna che mi sa aspettare, se è necessario aspettarmi. E che ti accetti perché per quello comunque che sei. sia può venire pure con me, Certo. a fianco a me, perché non gli faccio mancare niente. Certo. Però alla fine la mia è la disperazione, il mio grido di disperazione, Certo. Va per bene. dire che la mia vita non finisce qui, Esatto. e anche quella della mia Va compagna. bene, parliamo un po' di te, Luigi. Che Sì. tipo sei? un Descrivi tipo molto- il tuo carattere. molto scherzoso, allegro, sociale soprattutto, e mi piace credere molto alle persone in cui mi dicono Hai fiducia alle persone? sì, Sei molto do fiducioso. molta fiducia. Nonostante le tue passate Avversità, esperienze, sì, esatto, esperienze, brutte esatto. esperienze possiamo chiamarle. Esatto. Tu Io do comunque sempre- non hai perso la fiducia. No, non la perderò mai, e questo è perché l'importante. comunque sia non siamo tutti uguali. Certo. Comunque sia la vita mi insegna che ci sono persone e persone. Certo, Allora io il messaggio che posso dare, certo. cioè se una persona che mi volere bene per quello che sono, Certo. e non per quello che dovrei essere. Esatto, Luigi. Tutto qua. Va bene, Luigi. Allora, parliamo adesso di questa donna che tu saresti in grado, insomma, cioè vorresti conoscere. Sì. Esatto? Che tipo di donna tu sei interessato? Allora- Parliamo innanzitutto dell'età. Tu hai 32 io anni. io non ho un prototipo di donna, Sì. purché sia intelligente e molto dolce, Certo. e sensuale, Certo. come lo sono io. Esatto. Perché io sono dai pochi che vengono Certo. a dire che credono al romanticismo. Esatto. Io credo molto al romanticismo. Sei un tipo romantico praticamente. Sì, Ti piacciono le coccole, ti piace trattare la tua anima gemella bene e Esatto. ti piace giustamente essere trattato bene. Esatto. Giusto? E io so così e voglio la mia donna così. Certo. Poi il resto nasce da sé. Certo. Se c'è un'amicizia resta un'amicizia, se c'è Tu non hai preferenze per quanto riguarda, non so, donne bionde, donne brune? No. Esatto? No, la Anche bella come presenza aspetta- fa tanto, perché Certo. poi comunque sia l'attrazione deve scattare. Certo, Perché certo. se io non ti piaccio o tu non mi piaci, è inutile. Non scatta niente. È inutile aspettare. L'attrazione fisica è importante. Può nascere il carattere dopo, però. Esatto. Però l'attrazione è il primo impatto. Questo è giusto, questo è che giusto. conta. Parliamo dell'età. L'età. Abbiamo detto tu hai 32 anni, quindi possiamo Allora- partire. Per te va bene se partiamo, non lo so, 20 anni. Dai 20 anni. Dai 20 a salire. Sì.
Quindi Per una me donna sì. dai 20 a salire, Sì, non sì. importa se è bionda o è No, bruna, no, purché sia matura, mentalmente. Esatto. quello che conta di più. Cioè non ti importa se magari sia una ragazza madre, se abbia dei figli o se abbia delle storie passate. Cioè, per te- completamente, anzi io accetto forse più prima i bambini e poi a lei. Certo, certo. Perché Cioè, la cosa che è importante per te è che sia matura, esatto, e Mentalmente, mentalmente sì. e possa capire giustamente la tua situazione. sì, non solo la mia, perché la mia situazione non la farò pesare mai. Certo. Io vorrei solamente il contatto diretto Esatto. e l'impatto nel dire tu stai bene con me, io sto bene con te. Certo. Basta. Poi i miei propositi nel futuro ne Certo. vorrei parlare in privato Logico. con le persone che Certo. si Logico, vorrebbero una volta- interessare di me. Una volta che ti contattano, poi naturalmente si avrà anche sì, poi la parlo, presenza, per cui è automaticamente tutto. L'importante metro d'hotel. Adesso starò un mese e mezzo qua, poi vado via. Esatto. Vado a fare il mio lavoro, questo è quello che mi penalizza molto, Certo. perché sarò 4 mesi fuori dalla mia Trapani, Sì. poi ritornerò, starò 2 mesi e andrò poi a fare le ritornerai. mie stagioni invernali. Allora la mia donna può venire con me come no, Certo. però sappi che sta alla mia casa, Certo. alla mia destra quindi, e quindi può dividere tutto con me. E quello che vorrei io è questa donna, Certo, quella che mi sa aspettare Certo. e che sa capire quando è il momento di dire va bene Esatto. sta storia o no. Certo. Cioè lo deve giudicare lei, Certo. non posso Va bene, dire Luigi. io. Parliamo ancora di te. Tu hai degli hobby, giusto? Sì, la pesca Sì. Ti piace la pesca? e il canto. e il Ah, canto. sai cantare pure? Sì, io sono un Bello. cantante. Sono stato La musica ti piace, naturalmente, sì, perché sì. la musica praticamente... Sono stato uno mattina, ero cantautore, adesso continuo a cantare, però canto così con gli amici, a un piano bar, Certo. qualcosa, ma non più di tanto. Comunque ti piace goderti la vita, è Sì. naturale. Sì, questo sì. Esatto.
e cerco una quello ragazza che conta per seria, te praticamente- o una donna, per meglio dire donna in tutti i sensi, quella seria di dire posso tenere la famiglia Certo. in mano, perché Certo. io comunque sia voglio essere tenuto in mano. Logico. Tutto qua. Va bene. Amiche telespettatrici, avete conosciuto Luigi, 32 anni di Trapani, che è in cerca della sua donna ideale, la sua ragazza. La ragazza praticamente che gli dovrebbe tenere compagnia per tutta la vita. Luigi è qui. Come ripeto, a 32 anni ha vissuto delle esperienze brutte, però nonostante ciò non si è mai perso di animo, ha avuto sempre fiducia nel prossimo. È qui, sta aspettando le vostre telefonate. Voi decidetevi, dopodiché telefonate a Luigi, perché Luigi è qui, ripeto, e ha intenzioni serie, intenzione di crearsi una famiglia, ha intenzione insomma di godersi la vita con la sua anima gemella. Luigi, in questo momento ci sono le telespettatrici che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Speriamo. Noi di solito in questa trasmissione facciamo fare dei videomessaggi rivolti alle telecamere come se tu stessi parlando con queste telespettatrici. Vuoi rivolgerti alla telecamera parlando con le telespettatrici che in questo momento si stanno aspettando che tu dici qualcosa? Sì, come vai. no. Ti aspetto seria, sincera, soprattutto dolce. Questi sono i miei caratteri per andare d'accordo solo con me. E io sarò altrettanto buono, sincero e doveroso nel senso della famiglia, nel senso della coppia. Sta tutto a te. Perfetto, bello videomessaggio. Complimenti. Amiche telespettatrici, ripeto, per tutte quelle di voi che fossero interessate a contattare Luigi, non potranno fare altro che telefonargli al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. E telefonate perché Luigi è qui e ha davvero intenzioni serie. Per la rubrica dei cuori solitari, Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Luigi. Ciao ciao.